Buonasera a tutti, scusateci per questi disguidi tecnici e per questo ritardo, questo piccolo ritardo. Io sono molto contenta di non essere qui da sola e di avere a fianco a me la professoressa Martina Franca, che tutti voi conoscerete. Ecco perché insomma l'argomento di oggi sicuramente ci porta ad ampliare i nostri orizzonti anche un po' al di là di quello che strettamente si intende con rinascimento, ma noi come sapete abbiamo questa idea di rinascimento lungo e quindi vogliamo andare oltre e anche eventualmente prima per abbracciare tutto quello che poi questo periodo straordinario ci ha concesso e così insomma i suoi naturali sviluppi. Allora oggi ospitiamo purtroppo da lontano appunto per una serie di problemi che non abbiamo potuto risolvere altrimenti, la nostra relatrice Eva Struel, che ci parlerà appunto di Marco Boschini e le accademie del XVII secolo a Venezia. Eva Struel ha conseguito il dottorato di ricerca in storia dell'arte presso la John Hopkins University nel 2007, con una tesi dal titolo La semplice imitazione del naturale, Lorenzo Lippi e il Seicento fiorentino. Dal 2015 è professore associato di storia dell'arte rinascimentale e barocca presso l'Université Laval di Quebec City e da gennaio 2022 tra l'altro ci raggiunge in Italia e siamo molto felici di questa cosa perché ricoprirà la posizione di professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia all'Università di Trento. Come vi annunciavo, la professoressa Strual ci presenterà un intervento dedicato a Marco Boschini e le accademie veneziane del XVII secolo, perché chiaramente uno dei contesti che in qualche modo siamo obbligati a indagare quando così ci rivolgiamo a una delle possibili declinazioni di quella che abbiamo definito per l'appunto opera corale è naturalmente il contesto accademico. E Venezia da questo punto di vista insomma ha un destino abbastanza particolare. Io non voglio rubare altro tempo, magari lascerei la parola alla professoressa Franca se ha voglia di dire qualcosa e di salutare appunto la nostra assemblea e i nostri ospiti e poi lasceremo la parola alla professoressa Struel. Sì, certo, saluto naturalmente il pubblico, ma soprattutto vorrei salutare Eva, anche perché prima del suo dottorato negli Stati Uniti condivide con me la provenienza, perché anche lei ha studiato all'Università di Vienna, quindi questo mi fa quindi molto piacere che le nostre strade si incrociano adesso, poi sempre di più, penso. E anche volevo sottolineare, senza essere pignola, che questo concetto del rinascimento lungo ci ho insistito molto, prima per non tagliarmi fuori del tutto, visto che mi occupo primariamente di 600 e di 700, e quindi adottando questa impostazione che soprattutto in ambito così nordamericano è quello corrente, no? Forse la parola rinascimento è fuori luogo, ma di considerare, come dire, più il lungo periodo che questo affettare la storia in delle particelle che poi non comunicano più tra di loro, quindi siamo ben contenti insomma di esserci sparazzate di questa camicia un po' troppo stretta, quindi ben venga che si parli anche di Boschini, anche perché tutto l'argomento delle accademie ha ovviamente le sue radici nel Cinquecento e la sua massima forse fioritura poi nel tardo Seicento. E volevo solo aggiungere che anche il percorso di Eva di occuparsi di Boschini parte sempre da Firenze, parte un po' attorno a Baldinucci, quindi anche, come dire, la volontà e più che volontà forse anche la necessità di fare parlare anche le diverse realtà per avere un quadro più articolato e più ricco, no? Assolutamente. Quindi sì, siamo contenti, quindi ti saluto ancora. Benvenuta. Grazie.
Grazie ancora e Eva, naturalmente ti lasciamo la parola e ti ringraziamo ancora per essere con noi. E mi dite se mi sentite? Ti sentiamo molto bene. Ok, perfetto. Dunque, grazie per questo invito. Infatti vorrei soprattutto ringraziare la professoressa Sapienza per l'invito a parlare in questa interessantissima serie di conferenze. Vorrei anche certamente ringraziare la professoressa Frank che ha avviato un soggiorno di ricerca l'estate scorso presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari. E infine anche la dottoressa Maria Celeste Di Meo che ha tradotto dall'inglese il mio testo, che leggo adesso. E certamente mi dispiace molto di non poter essere con voi di persona questo pomeriggio, come era originariamente previsto, ma attualmente, come avete sentito, mi sto trasferendo dal Canada all'Europa e alla fine non è stata possibile partire in tempo per la conferenza. A proposito della conferenza, per motivi di lunghezza del testo non leggerò le citazioni della carta che potete leggere comunque sulle diapositive, ma offrirò una parafrasi dei passaggi. E inoltre sono molto consapevole che il testo è complesso perché è un estratto di un articolo che apparirà presto nell'annuario della SISCA. E sarò quindi molto felice di sintetizzare le idee presentate alla fine se lo desiderate. E comincio. L'intervento che oggi presento intende esaminare le scelte letterarie e storico-artistiche compiute da Marco Boschini nella Carta del Navigar pittoresco, con particolare attenzione all'approccio interdisciplinare dell'autore veneziano. Quest'ultimo è riletto quale espressione delle sinergie culturali che caratterizzarono i circoli intellettuali veneziani del XVII secolo, più specificamente due eminenti accademie letterarie del suo contesto culturale, l'Accademia Delfica e l'Accademia degli Incogniti. In qualità di pittore, incisore, cartografo e commerciante di perle di vetro, Boschini incarnò le numerose dimostrazioni che tale cultura si riflette nella decisione di scrivere la carta in volgare veneziano, come nell'interesse dimostrato da Boschini verso discipline come la letteratura e l'alchimia. La carta si trasforma dunque in un veicolo ideale per indagare l'influenza di tali accademie letterarie all'interno della cultura intellettuale della prima età moderna. Dedicate all'affinamento delle conoscenze enciclopediche di cittadini di sesso prevalentemente maschile, le accademie letterarie furono votate allo studio della lingua, della retorica, come della storia, della letteratura e della filosofia naturale. Per tale motivo, le stesse rappresentarono un luogo di vivaci scambi tra intellettuali di vario genere, artisti, scienziati e poeti inclusi, trasformandosi per questo in dei veri e propri centri strategici per la formazione di una più moderna conoscenza ibrida. All'interno di tali accademie letterarie fu particolarmente viva la cosiddetta cultura dell'acutezza. Tale termine fu in uso sin dalla prima epoca moderna per definire compiutamente il pensiero acuto, razionale e metaforico, capace di formulare analisi perspicaci e stabilire associazioni intuitive tra idee concettualmente differenti. Trattandosi di una categoria retorica dalle radici antiche, il concetto di acutezza fu protagonista di numerosi trattati retorici seicenteschi. Nel pieno frangente degli scambi fruttuosi tra varie discipline, l'acutezza era poi concepita e apprezzata come una vera e propria virtù intellettuale,
a volte persino un dono, che permetteva ai cosiddetti curiosi di saper scrivere e interpretare la letteratura e anche produrre arte sofisticata. Essa era infine fonte di complessità semantica e virtuosismo, segno di eccezionale intelligenza, di modalità inventiva del pensiero, la cui attenzione rafforzava da un lato le ambizioni di corte, facilitando conversazioni gradevoli, divertenti, dall'altro la scoperta epistemologica, poiché permetteva la rivelazione della verità celata dietro i fenomeni visibili. In effetti, la pratica di associare in modo inventivo un oggetto lontano con uno vicino rappresentò un potente catalizzatore per l'interdisciplinarità. La capacità di superamento di linee disciplinari, categorie e confini spaziali predefiniti era difatti considerata una abilità essenziale per tutti i tipi di intellettuali del XVII secolo. Galileo, ad esempio, mostrò come persino le scoperte astronomiche potessero basarsi sui criteri contemporanei di acutezza. Per dimostrare la presenza di montagne e crepacci sulla Luna, egli associò un fenomeno celeste, le macchie lunari, a un altro terrestre, la tecnica per misurare la distanza nella disciplina del disegno. Gli studi di Peter Burke hanno egalmente recentemente evidenziato quanto i processi di ibridazione della conoscenza rappresentassero il motore culturale più potente della prima età moderna. Per lo studio delle modalità tramite cui la cultura intellettuale associata alle accademie letterarie promosse una profonda interdisciplinarità, la Carta di Boschini fornisce un eccellente caso studio sull'impatto che ebbe proprio tale ibridazione. Tra i fenomeni culturali profondamente radicati nel XVII secolo, la questione della lingua monopolizzò numerosi dibattiti inerenti alla legittimità della lingua volgare contemporanea. Le dispute cinquecentesche riguardo le possibilità di elaborazione di una lingua italiana unificata si riaccesero in occasione della prima edizione del vocabolario della Crusca. Scusa Valentina, sai che, scusa, sono ancora host del talk e dunque devo ammettere le persone mentre che parlo. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi, tu pensa alla tua conferenza. Le dispute cinquecentesche riguardo le possibilità di elaborazione di una lingua italiana unificata si riaccesero in occasione della prima edizione del vocabolario della Crusca, pubblicato dalla Fiorentina Accademia della Crusca nel 1612, poiché in esso si promuoveva l'uso di un linguaggio esclusivamente basato sulla terminologia e sullo stile letterario degli scrittori toscani del Trecento. Tale operazione prevedeva inoltre una perentoria condanna dell'uso di altri dialetti o volgari parlati in letteratura, che la Crusca intercettò come sintomi di decadenza e di declino della lingua italiana a partire dal XIV secolo. Come era prevedibile, tali idee scatenarono una feroce opposizione da parte di scrittori non fiorentini. Poco prima dello scadere del 1612, il padovano Paolo Beni pubblicava un breve trattato intitolato L'Anticrusca,
il cui principale obiettivo verteva sull'indebolimento dell'idealizzazione della lingua toscana fornita dalla Crusca. E so che queste cose sono notissime, solo che mi serve come base per le mie idee. Più in generale, Beni eseguì una vera e propria comparazione tra la scrittura degli autori trecenteschi, etichettata come rozza, incolta, e l'italiano contemporaneo, includente anche il volgare corrente, lodato in aperto contrasto come elegante e disciplinato. Fu per tramite di tale operazione che Beni liquidò l'idealizzazione delle opere letterarie del passato, inserendo la questione della lingua all'interno della cosiddetta disputa tra antichi e moderni. Le argomentazioni linguistiche avanzate nell'Anticrusca riflettevano con molta probabilità le posizioni intellettuali prevalenti all'interno dell'Accademia degli Incogniti, la più prestigiosa tra le accademie letterarie veneziane del Seicento. Più nel dettaglio, Beni fu particolarmente vicino alla cerchia di Gianfrancesco Loredano, l'intellettuale appartenente all'aristocrazia cittadina, poeta e stimatore di Giambattista Marino, ma soprattutto fondatore nel 1630 della sopramenzionata Accademia Veneziana. Boschini fu particolarmente vicino a tale contesto accademico e la sua decisione riguardo la scelta del volgare veneziano per la sua carta fu perfettamente allineata alle preferenze linguistiche di questa accademia. In tal senso, la carta rappresentò un ideale di naturalezza linguistica, rigettando allo stesso tempo le norme particolarmente restrittive propugnate dall'Accademia della Crusca. Come è stato riconosciuto da tanti ricercatori, al di là dei contributi forniti dalla critica d'arte, l'opera si inserisce in un più ampio corpus di letteratura volgare veneziana, il cui sviluppo fu fortemente influenzato dall'attività delle accademie letterarie locali. A partire da questa prospettiva, oltre ai legami con l'Accademia degli Incogniti, è importante notare come sul frontispizio della carta Boschini si identifichi anche come volenteroso accademico delfico, vale a dire membro dell'Accademia dei Delfici, nota anche come Accademia Delfica o Accademia Cussoni. Sin dall'emblema di tale istituzione, un trepiede con il motto Hinc Oracula, si intuisce un profondo intreccio tra enigmi letterari e concettismo, elementi fondamentali per la pratica accademica dell'epoca, nonché ispirati dalla già nominata cultura dell'acutezza. L'Accademia dei Delfici fu un centro di attività per i cosiddetti librettisti d'opera veneziani lungo la seconda metà del Seicento. Poco ci è giunto delle conversazioni dei membri di tale organizzazione. Ciò nonostante, gli studi di Mauro P. Calcagno suggeriscono che la lingua veneta, specialmente il volgare parlato, fosse un argomento frequente. In riferimento alla civil conversazione di Stefano Quazzo, lo studioso evidenziò l'importanza dei concetti di lingua madre, di viva voce, come della loro potenza affettiva, proponendo proprio l'Accademia Delfica quale luogo in cui tale cultura, basata sul potere epistemologico della voce umana e dell'oralità, ebbe un suo sviluppo importante. Lo studioso inoltre sottolineò l'importanza del concetto di, e cito, un sé performativo da vivere nella voce e attraverso di essa,
la cui origine si rintraccia in Petrarca. A un livello più ampio, la cultura ibrida delle accademie letterarie ebbe la funzione di potente motore multitemporale, poiché inscenava il passato in modo tale da poterlo inserirlo nel presente. Boschini potrebbe dunque aver reagito a un'immagine piuttosto superata e obsoleta dell'Accademia della Crusca, poiché nel 1660, persino a Firenze, l'opposizione al lessico contemporaneo era effettivamente cominciata a scemare. Tuttavia, la decisa adesione linguistica nei confronti del linguaggio contemporaneo e volgare ebbe senza dubbio una forte risonanza in tutte le regioni d'Italia, dove fu probabilmente interpretata come una sorta di rifiuto della prospettiva rigidamente fiorentina espressa nelle vite di Vasari. Nel vento 5 della carta, ad esempio, Boschini confronta scherzosamente i dettami linguistici dell'Accademia della Crusca con la ferma, immancabile connoisseurship di Paolo del Serra, agente d'arte dei Medici in territorio veneto. Tale contrasto ci aiuta a comprendere come Boschini si opponesse non solamente alle regole inflessibili stabilite dall'Accademia fiorentina, ma anche ad un modello di decisioni linguistiche rigidi, autoritari, fondamentalmente privo di umorismo. E vi invito a leggere questi testi mentre che parlo anche. Il brano citato mostra inoltre quanto gli ideali artistici e linguistici di Boschini possono essere intrecciabili l'uno sull'altro, come ciascuno possa fungere da lente tramite cui osservare l'altro. L'attenzione di Boschini nell'elevare il volgare veneziano allo status di lingua letteraria si riflette anche nel Vespaio Stuzzicato, una collezione di satire veneziane di Dario Varotari. In effetti, entrambi gli autori appaiono immersi nella stessa vibrante cultura votata al vernacolarismo e associata alle accademie letterarie veneziane. Varotari nel frontispizio fu attivo dopo chi fu attivo dopo il 1660, annoverandosi tra i librettisti di spicco dell'Accademia dei Delfici. Egli rifiutò perentoriamente la convinzione tale per cui scrivere nella lingua naturale d'origine semplificasse il compito della scrittura, insistendo piuttosto sulla possibilità di una maggiore esibizione delle proprie capacità letterarie e di un migliore intrattenimento per i propri lettori. Dunque un'altra opera che metto nell'articolo che contestualizzo in questa tradizione accademica è il Malmantile di Lorenzo Lippi, che mostra molti di questi caratteristiche. Sulla scia di quanto elaborato da Stefano Quazzo, Varotari evidenziò il maggiore potere affettivo del linguaggio naturale. In tal senso sostenne inoltre che l'utilizzo della lingua volgare d'origine per esprimere conoscenza erudita fosse una delle sfide più intense che uno scrittore potesse affrontare. Così come l'introduzione del Vespaio Stuzzicato suggerisce che la scrittura in dialetto veneziano sia un'arte che abilmente cela la propria complessità. Il testo della carta riflette anche la medesima idea mediante l'abile inserimento di alcuni proverbi, o di molti proverbi infatti, veneziani all'interno del dialogo
tra eccellenza e compare. E quest'ultimo, come è stato riconosciuto e concepito come professore o conoscitore della pittura, come un autoritratto letterario dello stesso Boschini. Nella carta, inoltre, l'autore rivendicò apertamente la maggiore efficacia del vernacolare veneziano nativo per la scrittura del suo dialogo, poiché questa gli permise di essere aperto e onesto riguardo la sua origine veneziana. In tal senso, un passo dell'introduzione fornisce una risposta relativa alle aspettative secondo cui un tale trattato avrebbe dovuto essere scritto in lingua toscana. Mi che sono veneziano in Venezia, eccetera, e che parlo di pittori veneziani, ho da andarmi a stravestir, guarda il cielo che chi può parlar col cappello in mano, se il volge tirar sui occhi. Non ho saldi per pur i pali, e questi sei veri trozzi delle nostre lagune. È interessante notare come Boschini rimarchi il concetto di naturalezza linguistica per il tramite dell'ambiente naturale veneziano. La laguna, con i numerosi canali marcati da pali, evidentemente convinto dall'esistenza di una potente sinergia tra luogo, lingua e arte. L'opposizione boschiniana nei confronti di Vasari è poi generalmente interpretata come essenziale non solamente per una maggiore comprensione critica, ma anche per la decisione di scrivere in dialetto veneziano. La valutazione negativa della pittura veneziana espressa da Vasari sollecitò certamente l'elogio della maniera veneta da parte di Boschini. Anche se va detto che questo succede in un numero crescente di teorici, entro un numero crescente di teorici dell'arte seicenteschi che criticano aspramente il biografo aretino. Ciò nonostante, Boschini parebbe comunque essere stato l'unico a stabilire una connessione diretta con i dibattiti circostanti l'arte e la lingua. In tal senso, riterrei più plausibile una rilettura della critica vasariana da parte di Boschini attraverso il filtro più ampio dei dibattiti linguistici tra Venezia e Firenze, esacerbati dal già citato vocabolario della Crusca. A titolo d'esempio, il Vento primo della carta associa apertamente Vasari alla sterilità linguistica, alle pure e semplici parole, celebrando in pieno contrasto il linguaggio visivo e i ragionamenti rintracciabili nei dipinti veneziani. In tal modo la carta contrappone le descrizioni artistiche di Vasari, definite aride, retoriche e libresche, all'espressività e all'acume rintracciabile nelle opere degli artisti veneziani. Per Boschini, difatti, l'arte non avrebbe dovuto solamente parlare, ma anche e soprattutto avere la capacità di ragionare, di impegnarsi in argomentazioni logiche. Fu proprio questa competenza a permettere all'arte veneziana di trionfare sulla scena internazionale. Gli studiosi dell'opera hanno da tempo riconosciuto quanto lo sviluppo di tale forma artistica nella Venezia del XVII secolo rappresenti un'ulteriore importante differenza culturale rispetto all'ambito fiorentino. Più nello specifico, gli studi di Ellen Rosand hanno evidenziato come lungo gli anni 40 del Seicento l'opera veneziana si trasformò in una sorta di spazio costruttivo
capace di incoraggiare lo sviluppo di regole e forme artistiche del genere. Qui si aggiunge una riflessione sull'importanza relativa alla rinascita di antiche forme teatrali intrecciate ad aspetti contemporanei della società. Come dimostrato da Rosen, la trasformazione del genere operistico in dramma per musica veneziano comportò sia l'emulazione che la trasformazione inedita di modelli antichi, a partire dalle conclusioni tratte dalla poetica di Aristotele. Furono gli incogniti, in particolare, a discutere le modalità tramite cui le regole poetiche aristoteliche riguardanti l'unità di tempo, luogo e azione si potessero applicare alle trame operatistiche. Nello stesso contesto, essi affrontarono più ampiamente la questione del genere, interrogandosi su quali fossero le differenze tra la tragedia, la commedia e l'epica. Sebbene Aristotele avesse formulato le sue regole poetiche in relazione alla tragedia, numerosi intellettuali del tardo Rinascimento, tra cui Lodovico Castelvetro, tentarono di adattare le medesime ad altri generi letterari, come accade per l'epica. Una tale ibridazione, per alcuni aspetti molto simile, si pone alla base della Carta di Boschini. Nonostante la forma dialogica dell'opera boschiniana, già Franco Bernabei e Massimiliano Rossi ponevano non a caso l'attenzione su quanto la stessa presentasse una forma epica. Più marcatamente fu tuttavia Boschini in prima persona a porre la sua carta nel solco di tale tradizione. All'inizio del Vento, primo, egli stabilì, non a caso, una relazione intertestuale tra la carta e le convenzioni letterarie epiche. Certamente Boschini proseguì una giocosa contrapposizione tra motivi letterari derivati dallo stile elevato ed eroico, ad esempio che l'onde salse mar voggia solcar, e proverbi umili, andare all'orza come fa un balordo. Ciò nonostante anche altri aspetti della carta attingono al canone epico, come si rintraccia nel processo di eroicizzazione dei pittori, anche come ha già sollevato Rossi. In aggiunta, Boschini accolse la parodia burlesca del cosiddetto eroicomico, adattando il linguaggio e le strategie narrative tipiche dell'epica a scopi prettamente storico-artistici. Tale operazione si rintraccia in primis attraverso la rappresentazione dei pittori veneziani alla stessa stregua di guerrieri impavidi. Gérard Chenet descrisse tale specifico genere dell'eroicomico come, cito, una parodia burlesca che riscrive in un testo nobile preservandone l'azione per tradurla frequentemente nel qui ed ora, provando a naturalizzare l'azione epica temporalmente rimossa. Lo studioso sottolineò inoltre come tale trasformazione dall'epica alla parodia burlesca provasse a collocare l'azione nobile eroica all'interno di un ambiente più familiare, contemporaneo. L'Iliade giocosa di Giovan Francesca Loredano, pubblicata pochi anni prima della carta nel 1653, questa come vedete è la quarta impressione, dunque più tarda, dimostra la popolarità di tale genere tra gli intellettuali vicini a Boschini. Seppur basata su una trama nobile tratta dal mondo antico, l'opera di Loredan, per
cito, per introdurre il ridicolo a bello studio ha incontrate le voci del volgo e gli idiotismi per quel gioco, che senza l'empio e l'osceno sembra impossibile nella corruzione del nostro secolo. Tali considerazioni letterarie forniscono una base importante per una valutazione critica delle argomentazioni artistiche di Boschini. L'adattamento umoristico del genere epico, frutto di mescolanza di più stili letterari, si affianca difatti a un secondo più chiaro riferimento sempre ricollegabile all'ambito dell'epica. Mi riferisco alla rappresentazione elogiativa, romanzata, ideata da Boschini per alcuni pittori veneziani, su tutti Jacopo Tintoretto. Nell'esplorare la nozione di bravura pittorica all'interno della carta di Boschini, Nicola Sutor ha posto in luce l'importante connessione tra l'elemento guerriero e lo stile pittorico basato sul cosiddetto primo forte colpo. Più in generale è proprio la descrizione di Tintoretto, definito furibondo, forte e strepitoso, a rappresentare un esempio nodale di tale combinazione tra eroismo militare, coraggio e pratica pittorica. All'interno della carta, il pittore è d'altronde associato a Marte e le sue connotazioni eroiche espresse attraverso un determinato stile, il bravo far, gli permettono di superare numerosi altri pittori in termini di raffinatezza e di mirabile dottrina. Citazione. In tal senso Sutor sottolineò quanto l'operazione di Boschini avesse ampliato il concetto di bravura al di là dei dipinti di battaglia, associandola piuttosto al coraggio di quegli artisti che la carta descrisse come gran guerrieri e valorosi capitani, ma più in generale alla lotta intrapresa per l'accettazione culturale dello stile tipicamente veneziano. Questo aiuta a comprendere l'enfatica risposta elaborata da Boschini in relazione ai dipinti e all'immagine stessa di Tintoretto, metaforicamente raffigurato come un paladino in lotta per l'elaborazione di uno nuovo stile. L'adesione al genere epico, più propriamente ricondotto all'eroica battaglia degli artisti veneziani e al loro conseguente riconoscimento internazionale tra i teorici dell'arte, predice in maniera alquanto acuta l'esito della lotta secondo Boschini. Nel volume intitolato Epic and Empire, David Quint sostenne che la stessa forma epica avesse un significato politico. Più specificatamente, l'autore descrisse il predominio della cosiddetta epica dei vincitori o epica dei trionfatori imperiali all'interno della tradizione letteraria occidentale. Sotto questo punto di vista, la medesima carta può essere interpretata come un resoconto epico di pittori cavalieri, in lotta per il trionfo artistico della imperante nostra maniera veneziana. Piuttosto che essere distaccate dal presente, le connotazioni epiche dell'opera boschiniana permettono poi l'applicazione del concetto di storia come trionfo a un contesto storico-artistico seicentesco. Un recente articolo di Valeska von Rosen pone a confronto i differenti metodi critici di Vasari e Boschini. Laddove Vasari associa l'evoluzione artistica alla progressione temporale, Boschini concepisce invece lo studio della storia dell'arte in termini di esplorazione spaziale.
A partire dall'analisi di von Rosen è dunque mia intenzione esplorare il concetto di spazio alla luce della modalità tramite cui Boschini dotò il luogo di Venezia di un agency, conferendo alla città stessa un ruolo attivo nello sviluppo della cultura veneziana. La carta ritrae, difatti, la maniera veneziana e il vernacolare cittadino come indissolubilmente legati al loro luogo di origine, all'aria, alla luce, alla bellezza di Venezia. Boschini fu poi profondamente convinto che fosse la medesima città a tirare fuori il meglio dagli artisti, impiegando in tal senso svariate metafore alchemiche che potessero evidenziare la potente connessione tra gli elementi naturalistici, gli artisti e il loro stile pittorico. Tra le tante, ad esempio, egli descrisse la metamorfosi degli artisti in una cosiddetta copela purificata, termine che Paluchini nella sua edizione critica tradusse in Pietro filosofale. Boschini descrisse inoltre il contesto veneziano come una sorta di forza sotterranea, la quale aveva plasmato il passato, stava plasmando il presente e avrebbe continuato a plasmare il futuro. Il linguaggio naturale dell'arte veneziana era dunque il fondamento che permetteva l'unione tra il vecchio e il nuovo, il passato e il presente, in un continuum senza tempo, capace di connettere la città con la sua storia e la natura circostante. Tale elemento fu anche alla base della comprensione dell'eccellenza artistica veneziana. Gli studiosi hanno ampiamente riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalla città di Venezia nella produzione letteraria di Boschini. Merlin mostrò, ad esempio, come la carta avesse trasformata la città in una vera e propria galleria. Un'idea che evidentemente il concetto della galleria anche gioca un grande ruolo nel testo di Boschini, come hanno menzionato Linda Borjan e di nuovo Rossi. Nelle ricche miniere Boschini, la stessa Venezia fosse sostanzialmente trasformata in una sorta di indice, per usare un termine archivistico, dei dipinti veneziani. Se già il titolo della carta evoca l'idea di una mappatura, le idee sopranucleate trasformano Venezia da uno spazio reale a uno spazio rappresentativo. A partire dallo studio di Edward Casey intitolato The Fate of Place, incentrato su un'ampia descrizione ed evoluzione del concetto di luogo, dall'antichità ai nostri giorni, è lecito proporre che Boschini avesse concepito Venezia non tanto come uno spazio fisico, quanto piuttosto come dotato delle connotazioni tipiche del luogo o topos aristotelico, e dunque collocabile in uno spazio indefinito tra una collocazione fisica reale e un'evocazione o un ricordo. Casey ha chiarito quanto il concetto di luogo rappresentasse per Aristotele una categoria centrale, essenziale per l'esistere nel mondo. A partire da questa prospettiva, tale essenziale categoria metafisica ha un impatto su ogni sostanza deperibile e suprunare, compresa la terra nel suo insieme. Tutto ciò che esiste è legato a un luogo, a una collocazione consona e appropriata. Di conseguenza, il luogo ha la precedenza su tutte le altre cose, compreso l'infinito, il vuoto e soprattutto la categoria del tempo.
In seguito a Aristotele, l'importanza attribuita al luogo diminuì in funzione di una maggiore attenzione rivolta al concetto di spazio fisico. Ad esempio, nel contesto della rivoluzione scientifica, il concetto di luogo tese ad essere incorporato alle categorie dello spazio e del tempo, di certo meglio allineate alle preoccupazioni centrali della filosofia naturale moderna. Ciò nonostante, Boschini sembrò resistere a questa tendenza, che si manifestava nel lungo termine, minimizzando piuttosto l'importanza del luogo come categoria essenziale dell'essere. Dunque, Boschini mantiene che il luogo sia una categoria essenziale dell'essere. Egli, per cominciare, diede priorità all'ordine spaziale rispetto che alle considerazioni temporali. Che l'interesse per il concetto di luogo da parte di Boschini fosse radicato nelle teorie aristoteliche, anche nonostante dell'ascendente culturale della nuova scienza, non è del tutto sorprendente. L'Accademia degli Incogniti ebbe stretti legami con Cesare Cremonini, eminente professore di filosofia naturale d'origini padovane, contemporaneo di Galileo, ma soprattutto tra i più importanti filo-aristotelici del suo tempo. In aggiunta, esattamente come fece Aristotele, Boschini figurò il concetto di luogo sotto forma di imbarcazione. Più nello specifico, egli applicò la metafora della nave sia alla città, la nave veneziana, che alla pittura, la nave pittoresca, descrivendo le sorti dei pittori veneziani in atto di navigare nell'alto mar della pittura. La metafora appena descritta rende infine edotti del concetto storico predominante della carta, inerente alla coesistenza di differenti epoche storiche all'interno di un medesimo contenitore spaziale. In tal senso che si pose accuratamente l'attenzione su quanto la metafora della nave evidenziasse la funzione del luogo a uso di recipiente. Sulla scia di Aristotele, Boschini utilizzò dunque le metafore del contenimento e della collocazione per esplorare un luogo cui conferì una carica attiva energetica. Nonostante i riferimenti fossero frequentemente rivolti a siti veneziani, Boschini tese a evitare i termini comuni di riferimento a uno spazio, ovvero spazio o luogo. Ciò nonostante, egli raffigurò usualmente gli spazi con l'accezione di vasi, nel senso di recipienti o contenitori. È perciò interessante notare quanto il termine vaso sia spesso utilizzato dagli alchemisti per riferirsi contemporaneamente a luoghi generici o a contesti all'interno dei quali le sostanze mutano dinamicamente la loro natura. La formazione professionale legata al commercio di perle di vetro permise probabilmente a Boschini di avere una certa familiarità con tale campo, dal momento che la produzione del vetro rappresentava a tutti gli effetti un'applicazione industriale dei procedimenti alchimici. Non a caso già Merlin poneva l'attenzione sull'interesse di Boschini nei confronti dell'alchimia, laddove Palluchini notava molto acutamente che l'origine di alcuni termini utilizzati nella carta provenisse proprio dall'ambito alchemico. Ciò nonostante, una lettura più attenta lascia emergere una connessione col mondo alchemico
che supera il mero interesse o l'appropriazione terminologica, diventando piuttosto una componente essenziale della visione globale del mondo di Boschini. Boschini attinge difatti alle nozioni alchemiche per esplorare non solamente il linguaggio e la ragione d'essere delle opere d'arte, ma anche e soprattutto le loro qualità più sublimi, il loro potere trasformativo, il loro impatto sull'osservatore. Nonostante le affermazioni dell'introduzione alla carta, per cui si dice che la critica d'arte sia distinta da altre discipline, tra cui la filosofia, l'astrologia, l'alchimia e la necromanzia, proprio il metodo critico boschiniano applicato alla storia dell'arte pare profondamente strutturato sulla base di regole alchemiche. Il Vento 1 descrive ad esempio una serie di autorevoli pittori veneziani, da Tiziano a Bassano sino a Palma il Vecchio e Tintoretto, come delle vere e proprie pietre filosofali, cito, tutti di cima e tutti di copela. Nonostante l'importanza ricoperta all'interno della carta, l'affinità di Boschini nei confronti dell'alchimia ha riscosso poca attenzione da parte degli studiosi, al di là di qualche sporadica menzione. Non di meno, la recente analisi di Berit Wagner sull'ultima attività di Tiziano attinge alla carta proprio per esplorare la modalità tramite cui anche lo stile del pittore, Tiziano, fosse similmente intriso di nozioni alchemiche. È dunque lecito ipotizzare che l'analisi dell'uso di principi alchemici da parte di Boschini rappresenti la chiave di comprensione non solamente del concetto di pittura espresso dall'autore, ma anche del suo pensiero riguardo l'evoluzione della cultura veneziana nel suo insieme. Nella carta, difatti, la parola vaso è utilizzata per contenitori di ogni tipo. Boschini, ad esempio, applica coerentemente questo termine agli spazi geografici e architettonici come alle personalità artistiche in quanto contenitrici di virtù. Più nello specifico, nel Vento 2 l'eccellenza e l'intenditore d'arte visitano la scuola di San Rocco per ammirare i capolavori di Tintoretto. L'edificio e i suoi dipinti sono descritti come segue e mi riferisco soprattutto alla seconda stanza. La carta osserva la personalità di Tintoretto attraverso una lente cristologica, presentando l'artista come un alter ego, un creatore divino della vita. Se Tintoretto serve come origine della critica d'arte, la scuola di San Rocco funge da vaso, poiché contiene non solo i dipinti intesi in quanto opere d'arte, ma l'anima stessa della pittura, dove la pittura tiene l'estratto cordiale, la pura manna. L'utilizzo dei termini vaso ed estratto da parte di Boschini evidenzia inoltre l'importanza dell'alchimia nella struttura che sostiene il suo sistema teorico dell'arte. Entrambi i termini furono centrali nel linguaggio e nella teoria dell'alchimia moderna. La parola estratto è sinonimo di essenza ed è così definita da Gareth Roberts. Essenza, estratto, tintura, qualità indispensabile, estratto ottenuto per distillazione. Un bel estratto che perpetua la natura e la perfezione della sostanza da cui è derivato. L'idea che Boschini concepisse l'arte di Tintoretto come un'essenza, come il prodotto del processo alchemico di distillazione e purificazione, come la perfezione della natura artistica,
e poi rafforzata dall'immagine che il medesimo autore restituisce dall'arte di Tintoretto quale fonte teorica. La carta descrive difatti l'opera di Tintoretto come un estratto cordiale, un'essenza ristoratrice dotata ancora una volta di qualità rinnovatrici. Date le diverse metafore alchemiche sviluppate nel brano sopra citato, a tal fine proporrei di associare il concetto di vaso utilizzato da Boschini al cosiddetto vaso filosofico o alchemico. Tra i vari trattati d'argomento alchemico, l'Aurora Thesaurus Philosophorum, un'introduzione allo studio dell'alchimia attribuita a Paracelso, definisce il Vas Philosophorum come essenziale per il successo di qualsiasi operazione filosofica. Più nel dettaglio, Paracelso descrisse le modalità tramite cui il materiale e la forma di tale vaso filosofico riescano a determinare lo sviluppo dinamico della natura e della materia. Se la forma del vaso sarà esigua, il vaso sarà distrutto dall'azione violenta della materia che contiene. Se invece sarà troppo grande, il calore applicato al vaso non sortirà alcun effetto sulla materia e la prevista trasformazione alchimica non avrà luogo. Dal suo canto, associando l'impatto di un'opera d'arte sullo spettatore a una reazione alchemica, Boschini applicò metaforicamente la nozione di vaso filosofico al suo ben sviluppato senso di luogo. Così come Venezia fornì quel substrato nutritivo necessario per lo sviluppo artistico, tirando fuori il meglio dagli artisti della città, il Vas Philosophorum fu il luogo in cui la natura compì tutte le sue operazioni. È importante notare come Boschini utilizzi il termine vaso, anche in riferimento generico alla cultura, applicandolo ad esempio all'arte pittorica nella sua interezza, il vaso della pittura, alla città di Venezia, a specifici contesti architettonici come ad esempio la scuola di San Rocco. Infine, a singoli artisti nel momento di lode sul loro specifico talento. In tal senso, la descrizione effettuata nella carta del battesimo di Santa Lucilla, palla d'altare di Jacopo Bassano, originalmente per la Chiesa delle Grazie a Venezia, enfatizza la sofisticata teoria artistica che caratterizza il dipinto, con particolare attenzione alla prospettiva architettonica dell'artista. Dunque, anche qui Bassano è menzionato come vaso. In questo modo Jacopo Bassano viene ritratto come contenitore di perfezione teorica e raffinatezza. Il termine vaso non è altro che una metafora utilizzata per descrivere la pratica artistica del pittore nel senso di una potente reazione alchemica, per mezzo della quale il pittore riesce a sintetizzare la vasta conoscenza artistica all'interno della singola opera d'arte. Da una prospettiva alchemica, il vaso filosofico serve quindi a facilitare una serie di processi trasformativi essenziali come la distillazione, la purificazione e la sublimazione. Gli studi di Roberts descrivono la sublimazione come un processo di nobilitazione, più specificamente come la conversione del solido in vapore, seguita dalla condensazione del vapore in forma solida su una superficie fredda. Una definizione così ampia del termine aiuta a mostrare come la nozione di vaso, applicata alla città di Venezia, a singoli edifici e a specifici artisti, giochi un ruolo chiave nel concetto di produzione artistica elaborato da Boschini.
I primi alchimisti moderni credettero che la loro arte imitasse da vicino la natura nel momento del suo perfezionamento. Paracelso, ad esempio, sosteneva che l'alchimia offrisse un'opportunità per migliorare la natura, da sola incapace a creare forme perfette. Tale modo di pensare è perfettamente allineabile alla visione della pittura e della storia dell'arte fornita da Boschini. Anch'egli difatti interpretava la natura come una forza vitale, sebbene creatrice imperfetta di forme. Lunga tutta la prima età moderna, l'arte e l'alchimia furono dunque considerate arti sorelle. Ancor più, l'alchimia rappresentò la chiave per comprendere il rapporto tra le differenti discipline artistiche e la natura. Se dunque l'arte trova il suo parallelo nei processi alchemici, la pittura necessita di essere studiata non solamente attraverso la lente della storia, bensì anche per il tramite della forza metatemporale della natura. Come accennato in precedenza, Peter Burke sostenne che l'ibridazione attraverso la giocosa mescolanza di fonti, la ricerca di verità più complesse, l'assimilazione simultanea delle tendenze culturali dominanti e delle reazioni immediatamente contrastanti rappresentasse il motore culturale più potente della prima età moderna. Gran parte dell'ibridismo generato da Boschini fondava le sue radici nell'appartenenza dell'impegno intellettuale mostrato nei confronti delle accademie letterarie veneziane, dall'Accademia degli Incogniti e dall'Accademia Delfica. E concludo, la conoscenza alchemica promossa dalle accademie veneziane del Seicento ha portato a interpretare tali istituzioni attraverso la lente della controcultura libertina e ad associare la loro modernità all'essere sovversivi e alla trasgressione. Ciò nonostante, molti studiosi si sono anche dovuti confrontare con un'immagine delle accademie letterarie fittiziamente concepita come antiquata, retorica, assolutistica. Tali valutazioni dicotomiche hanno effettivamente contribuito a restituire un'interpretazione distorta del fenomeno, interpretazione che ostacola una più piena comprensione del ruolo chiave svolto da tali istituzioni nel forgiare una cultura intellettuale moderna, sebbene convenzionale ed elitaria. La Carta di Boschini può dunque fornire le basi per una sofisticata rivalutazione dell'importanza culturale delle prime accademie letterarie moderne o delle accademie letterarie moderne. Ma il processo alla base dell'opera boschiniana, vale a dire la creazione di saperi ibridi attraverso la trasposizione di concetti da una disciplina all'altra, in che modo comportò una effettiva modernità all'interno del contesto veneziano seicentesco? Piuttosto che rispingere le norme canoniche e rappresentare il prodotto di una controcultura, la modernità della carta risiedette nella sua stessa esistenza all'interno della longue durée storica. Boschini, in conclusione, fu profondamente radicato alla cultura delle specifiche istituzioni veneziane, per il cui tramite ebbe non solamente il merito di ibridare in maniera piuttosto singolare la sua critica artistica, ma anche e soprattutto di amalgamare sistemi epistemico-letterari, alchemici e storico-artistici, in un modo che gli permise di analizzare un fenomeno estetico in gran parte inesplorato sino ad allora, vale a dire il forte effetto che l'arte suscita sul suo spettatore. Grazie. Eva, mi dispiace, dite persa l'applauso. Grazie.
Ecco, in effetti, cioè, insomma, c'è una sala bella piena, ti abbiamo ascoltato con grande attenzione, insomma, una conferenza veramente appassionante dove hai toccato moltissimi punti di grande interesse. Io lascerei la parola naturalmente al pubblico in sala, ma anche al pubblico a casa. Ti chiederei di concludere la condivisione dello schermo, in modo che possiamo anche eventualmente interfacciarci con gli ospiti che sono a casa. Perfetto, grazie mille. Allora, ci sono domande, commenti, osservazioni? Anche chiarificazioni, se se ci sono. Allora mi lancio io come di consueto, così rompo un po' il ghiaccio. Allora, intanto quando ci ha introdotto a questa questione della, così quasi dell'importanza, no, della lingua volgare e di questa polemica che però poi in realtà è quasi non tanto più d'attualità nel momento in cui appunto Boschini scrive la carta e compie questa scelta forse a questo punto non così tanto eroica come viene da dire, ma poi mi è molto impressionato quel passaggio in cui tu ci hai precisato che Boschini si concentra sul fatto che l'arte non serve soltanto a parlare, ma a ragionare e proprio quasi a costruire delle argomentazioni logiche, no? E allora volevo sapere se Boschini fa degli esempi concreti da questo punto di vista. No, qui io adesso non, io penso che infatti tutto, adesso non ti so rispondere perché non ho in mente tutto il passaggio nel contesto dove si presenta, ma penso che tutto in Boschini deve essere compreso come un parallelo entro arte e natura in qualche modo, che l'arte sia questa entità organica che ha la sua logica a sé e dunque che Boschini cerca a tirare fuori con questi paralleli che stabilisce entro, diciamo, ad esempio l'alchimia ma infatti non ti so dire adesso un esempio specifico di questo. No, ma mi interessava semplicemente capire se era un discorso di tipo retorico, quindi che fa parte appunto di una costruzione che ha funzioni eminentemente, diciamo così, comunicative, oppure se davvero poi c'è una sorta di spiegamento del pensiero. Comunque, insomma, era solo una curiosità, non volevo... No, grazie, ti scriverò, guarderò, era una citazione del Boschini, dunque devo solo guardare il contesto dove lo mette, infatti dove... Nel frattempo qualcuno ha fatto qualche riflessione, desidera intervenire? Aspetta Martina che ti dobbiamo dare il microfono perché altrimenti a casa non ti sentono, forse non ti sente neanche Eva, se no puoi venire qua a sederti tranquillamente. Va bene, mi sentite? Sì, forse un po' più. Sì. No, grazie mille per questa cosa molto stimolante che per me apre delle prospettive quasi infinite. Mi sono venute in mente tante altre accademie che sono molto importanti, no, per queste cose di filosofia naturale, soprattutto c'è Battista Nanni, Dodonè, insomma ci sono tantissimi dove gli artisti compaiono sempre in mezzo, poi anche con i tempi molto particolari, quindi è tutto un mare che forse bisogna sondare, no? Anche un po' sistematicamente per capire bene gli intrecci
perché anche tanti sono attivi in diverse accademie. Che senso ha questa cosa, no? Di raccagliare le forze delle idee. E poi quello che trovo particolarmente interessante, anche perché mi piacciono moltissimo gli studi di Ellen Rosen sull'opera, che ho ritrovato moltissime cose che come dire, fanno il discorso più tondo, perché c'è sicuramente questo momento chiave, no, del teatro d'opera a Venezia negli anni 20, negli anni 30, insomma, con Monteverdi, con queste cose molto conosciute, ma che generano con il passaggio dallo spettacolo privato al spettacolo pubblico un cambiamento proprio di discorso molto profondo, no? E che è per eccellenza una cosa interdisciplinare, perché coinvolge proprio, a cominciare proprio di problemi sociali, no? La cosa più banale, e che deve mettere in moto tante forze diverse per produrre qualcosa di nuovo, e che è effettivamente nuovo, e dove torna molto fuori questa questione del luogo, no? Del luogo che è fisico e che non è però solo fisico, che è anche un'altra cosa. Quindi queste, adesso non mi viene in mente il nome, ma c'è chi ha lavorato sulle scenografie anche di Torelli, un po' in questa chiave, no? Dove compare Venezia in scenografia. Ah, molto infatti questo non ho ancora, ma Sì. sarebbe molto interessante. Infatti. Il pubblico è sbalordito, no? Perché solo a Venezia compare Venezia in diverse situazioni, è abbastanza impressionante. Quindi io penso che questo rientra molto, perché Venezia è importante come cioè, proprio spunto, no? Per articolare i problemi. Quindi, Martina, grazie. Infatti mi piacerà molto continuare questi dialoghi una volta che sono più vicina. E sì, no, infatti secondo me tutti questi contesti accademici, e non solo a Venezia, anche a Firenze, dappertutto proprio, non sono indagati, sono scarsamente indagati, sì. Sì, infatti ci sono soprattutto le lezioni sono un vasto campo interdisciplinare non indagato. Le lezioni che facilmente adesso ci si trovano persino sull'internet con Google, libri Google. Dunque è molto facile, non è e penso perché abbiamo un problema con le accademie letterarie come istituzioni, perché non ci siamo arrivati a bilanciare, sono infatti istituzioni, istituzioni di avanguardia o sono istituzioni barocchi, retrospettivi, eccetera. C'è qualche intervento da casa? Prego Lorenzo. Grazie. Io in realtà avevo una domanda. Non ho capito bene se Boschini sia effettivamente un accademico o sia semplicemente in collegamento con circoli accademici. Lui era un accademico dell'Accademia Delfica, ma era in collegamento con gli accademici degli incogniti. Questo è sempre mantenuto, anche perché serviva come illustratore per una delle pubblicazioni dell'Accademia. Ma infatti secondo me ci si deve indagare un po' di più, ma per me sembra plausibile anche questo, per questo mi sono basata su questa idea
che circola nella letteratura su Boschini. Però lui non si dichiara direttamente, mai lui non si dichiara direttamente accademico nel frontespizio? Perché l'accademico volenteroso nel frontespizio in realtà è un'altra persona, non è lui. Non è lui? Non so. Perché? No, l'accademico volenteroso non è Boschini, è Dario Varotari. Ah, Che ok. nel 1651 nel Cesare Amante lui si cita proprio come accademico tra etici volenteroso. Ok, guardiamo la E frontispicio. Dario Varotari c'entra molto con la carta perché compare più volte ed è quello che appunto è l'autore delle introduzioni, degli argomenti, insomma, come citato nel frontespizio, ed è in strettissimi rapporti con Boschini, effettivamente. Mhm. No, infatti ho visto... Mi il veniva il rapporto- Boschini effettivamente un Grazie. accademico o forse in stretto rapporto solo. Sì, infatti guarderò questo, grazie per questa, per questo, per questa suggerimento. Se posso permettermi, però, Boschini in qualche modo allude alla sua partecipazione alle sessioni delfiche nel Vento VII, in chiusura alle quartine proprio dedicate a Dario Varotari, dove dice che presenzia alle sedute in Cagussoni e le trova talmente appaganti che gli appaiono come un lampo in mezzo ai tuoni. Grazie. Grazie Jacopo. Abbiamo un intervento qui in sala, perdonaci Eva per questo... No. Buonasera, salve. Le chiederei se non le dispiace di venire più vicino perché abbiamo anche il microfono ambientale che permette alla professoressa Strual di sentirla meglio. Mi scusi se la faccio alzare. Usare il microfono di nuovo? Sì. Salve, buonasera. A me interessava il Boschini, diciamo, mediatore, consigliere, diciamo, di artisti contemporanei, a lui contemporanei, perché ad esempio sulla scultura lui consiglia Molli, che è un accademico poeta, però tace tutti gli altri scultori operanti a Venezia. Cioè mi sembra che lui faccia delle preferenze non basando sulla qualità, quanto su, diciamo, la parte letteraria o appartenenza all'accademia. Grazie. Eva, sei riuscita a sentire? Forse potresti ripetere, non so se ho capito bene. Sì, allora la domanda riguarda, per così dire, l'attitudine di Boschini nei confronti degli scultori, cioè ti veniva chiesto se in sostanza le preferenze espresse siano legate più a una componente letteraria, ho capito bene, riporto correttamente, esatto, di partecipazione all'Accademia, visto che tra gli scultori il solo citato è Molli e non ci sono poi altri grandi scultori menzionati appunto nella carta. Sembra quasi che il circolo delle accademie, il fatto che un artista appartenga all'Accademia. Certo, allora completo la domanda, sembra quasi che diciamo così ci si erga artisti soltanto attraverso il filtro e la partecipazione all'Accademia, quindi come se ci fosse un circolo ristretto e privilegiato che poi non dà insomma adito e contezza di tutto quello che c'è intorno. Rispetto a tutto il contesto veneziano riguardo a pittori, scultori. Grazie, lo prendo come commento, è molto interessante, infatti. E è una questione... Aggiungo un'altra cosa, no, magari mi ripete lei, sì. Aggiungo un'altra cosa rispetto anche a quello che diceva la professoressa Frank, che nell'Accademia Nanni a San Provaso facevano parte e giravano intorno questi stampatori, i Baba, che erano parenti di pianta che negli stessi anni 50 fa nella scuola di San Rocco, tutti gli i dossali, famosi, diciamo, idea oltre all'alchimia del geroglifico. Certo. C'è qualcosa che è rivolto solo a chi sa interpretare, non è rivolto a tutti. Certo.
Allora, ti riporto quanto è stato spiegato qui in sala perché credo che tu non abbia sentito. Semplicemente a proposito dell'Accademia Nani a San Trovaso c'è appunto questo entourage per cui si menziona pianta, si menziona, insomma c'è tutto un circolo che sembrerebbe far riferimento poi anche a questa componente alchemica evocata appunto da Boschini, perché appunto pianta, i dossali di San Rocco, il linguaggio diciamo così complesso dei geroglifici, eccetera eccetera. Quindi è evidentemente un circolo che ancora una volta ha come focus, se capisco bene, l'humus delle accademie. Certo. Certo, sì, io sono rimasta anche abbastanza così, probabilmente lo avrò letto nella vita, ma ho avuto anche il tempo di dimenticarlo, sono rimasta molto colpita da questa così parallelismo insistito sulla questione del vaso filosofico. Ecco, io probabilmente non avevo colto la ripetitività, perché è proprio è veramente un topos, no? Che ricorre in maniera insistente all'interno delle descrizioni. E certo che effettivamente la coincidenza a San Rocco è abbastanza importante rispetto a quello che sta accadendo. Poi mi sembra, ma se la professoressa può un po', però la prego, deve avere la pazienza di venire qui e parlare vicino a questo microfono, altrimenti io faccio il pappagallo, è un po' frustrante. È un bellissimo animale, però non mi sento. Prego. Buonasera, salve. No, quanto diceva anche lei nel comunicare, parlare una lingua naturale, ma poi alla fine le accademie tendono invece a essere un circolo ristretto che parla da loro stesse, e nelle opere d'arte questo si vede molto bene, nel senso che poi si parla proprio di geroglifici, quindi non è tutta per le persone che sanno interpretarli, ma sono... Poi a San Rocco è una questione molto particolare, perché a un certo punto a pianta viene tolta la commissione perché succede un qualcosa e lì quello che lui narra all'interno dei suoi stalli infastidisce qualcuno e lo bloccano. Quindi diciamo, chi va a San Rocco non lo sa, ma chi invece a cui era diretto lo sa molto bene. Poi l'altra cosa che mi interessa molto è questa preparazione alla nascita dell'Accademia di Pittura, sembra quasi il 600, cioè la volontà anche sul piano artistico di creare la scuola veneziana, marcarla ancora di più rispetto a una Roma imperante che anche sulla pittura sta, diciamo così, mettendo in serio pericolo il primato veneziano. Infatti dopo, alla fine del 600, inizio 700, si crea un'accademia di pittura istituzionale. Ecco. Quanto Boschini da questo punto di vista come critico, militante, sia fondamentale. Certo, può aver insomma inciso in questa direzione. Eva. Grazie, sì, infatti per la naturalezza della lingua nelle accademie e per tutto quello che viene discusso nelle accademie, secondo me è proprio paradossale, perché cercano a stabilire regole per la naturalezza, per quello che è locale, per quello che per l'istoria locale, eccetera, anche a Firenze. E io infatti l'ho scoperto quando ho studiato a fondo il Malmantile riacquistato di Lorenzo Lippi, che è molto 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 comparabile al Boschini, alla carta. Non è un testo sull'arte, ma è un testo che spunta fuori di questo milieu di discussione linguistica e anche una nascente, una ricerca di una identità quasi nazionale che viene infatti anche definita dalla lingua, ma anche nel Malmantile, che supposemente è la lingua naturale dei fiorentini, è così definito anche teoricamente nell'introduzione. Il risultato è un risultato incredibilmente artificiale, perché è diretto all'intellettualità e infatti evoca l'acutezza
dei lettori o di quelli che l'ascoltano. Dunque l'acutezza è come, sì, se ci si mescolano l'acutezza e un concetto di naturalezza, non è un concetto di naturalezza come lo intendiamo, sì, diremo, comunemente, no? Certo, assolutamente. E per anche le altre, infatti secondo me ci sono tanti paralleli tra pianta e boschini. Dunque interessante questo riferimento, ma anche non riferisce, secondo me non fa un riferimento nella carta di pianta. Non credo, no, assolutamente. Dunque anche lì interessante questa distinzione entro scultori e pittori. Grazie. Altre domande? Curiosità da casa anche? Curiosità da casa. Okay. Scusami. Se non ci sono, siete proprio sicuri, non ci sono altre domande, commenti? Sì, abbiamo un'altra domanda, prego. Buonasera, si accomodi. Buonasera. No, innanzitutto grazie mille per la presentazione. Io volevo dirle che... Forse deve parlare a voce un pochino più alta. Sì, parlo... Sì, qua. Sì, qui okay. questo è il microfono. No, innanzitutto volevo ringraziarla, poi volevo dirle che a me è interessato molto il passaggio in cui c'è appunto il parallelismo tra il linguaggio naturale, diciamo, e il paesaggio naturale veneziano, cioè la laguna, insomma, e se poteva dire qualcos'altro al riguardo. L'ho utilizzato come, infatti secondo me lì c'è ancora lavoro da fare, perché secondo me anche lì si riscontra molto con ad esempio quello che Loredano dice sul frontispizio, sul blason dell'Accademia degli Incogniti, dove ci sono questi fiumi, cioè dove infatti dice che non sarebbe il Nile, ma potrebbe essere chiunque. E secondo me lì c'è proprio tanto da fare e è proprio un inizio, dunque non ho altri aspetti per l'inizio. Lei ha altri suggerimenti? È proprio una domanda o una domanda con... No, era solamente una curiosità. No, purtroppo, infatti, ma questo ad esempio è una delle cose che guarderò, perché secondo me questo interesse per la natura di Venezia e anche della terraferma intorno, questa è una cosa che viene anche discussa in queste accademie. Grazie mille allora. Grazie. Allora Eva, noi tutti, non soltanto io, noi tutti, Martina e tutto il gruppo di Lavoro Rive, che ringrazio sempre per per il grandissimo supporto che danno alle attività del centro studi, e anche tutto il pubblico in sala e il pubblico a casa, ti ringraziamo davvero molto per questa bellissima conferenza. Speriamo che potrai venirci a trovare magari a febbraio, se avrai voglia, quando avremo un altro appuntamento con Francesca Cocchiara, che ci parlerà dei peintres graveurs proprio nel contesto delle accademie, quindi torniamo a parlare di accademia. Ma prima dell'appuntamento di febbraio vi ricordo che il 20 gennaio ospiteremo sempre in questa sala uno storico dell'architettura che ha un bellissimo progetto di libro, anche se non sono sicura che ci parlerà di questo progetto, ma vedrete che lo convinceremo, che si chiama Basile Bodès, che lavora a Princeton e che ci illustrerà, io spero, appunto questo suo progetto di monografia su una storia dell'architettura veneziana del Settecento riletta
attraverso la prospettiva dell'implicazione di un confine forse non così forte tra spazio pubblico e spazio privato. Quindi penso che ci sarà, insomma, ci sarà molto di cui discutere e penso che è un argomento che interesserà a molti. Ti ringrazio ancora, appunto spero di vederti presto in Italia e ringrazio tutto il pubblico presente e anche quello a casa. Arrivederci. Grazie, ciao, arrivederci. Salve. Mhm.